C'è un santo vicentino che è più amato in Argentina che in Veneto. Ciao, sono Ernestina e sono alla Calmada presso il Rifugio San Gaetano per raccontarvi di questo santo che alla fine del mondo ha il nome di San Cayetano de Liniers. Dall'Italia andiamo in Argentina, dove sono milioni i fedeli, ma pure le immagini, statuette, almanacchi e tante altre cose che portano l'impronta di San Gaetano, il santo del pane, della pace e del lavoro. La devozione è così forte che migliaia di fedeli campeggiano per almeno una settimana prima, restando pure durante le fredde notti d'inverno in lunghe code per visitare il santuario di Liniers la mattina del 7 agosto, festa del santo, e dove chiedono lavoro e ringraziano per i doni ricevuti. Nel paese della fine del mondo, questo santo diventa San Cayetano de Liniers. Per la traduzione in spagnolo è il nome del quartiere di Buenos Aires dove si trova il suo santuario. San Gaetano arriva in Argentina grazie a Mama Antula, la prima santa del paese e sua devota. Grazie a lei questo santo vicentino si lega all'Argentina, terra di immigrazione per migliaia di veneti fine 1800. Ora condividi questo video per far scoprire agli altri questo legame inaspettato tra il Veneto e l'Argentina e il perché, essendo meno popolare in Veneto, questo santo ha milioni di fedeli in Argentina. Ciao!